Lascia il comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento il colonnello Massimo Sobrà, essendo stato trasferito a Palermo al reparto tecnico-logistico regionale. Prende il posto del colonnello Vincenzo Raffo, già comandante provinciale ad Agrigento, per essere andato in pensione. Sobrà stamani ha voluto ringraziare la stampa tutta per la collaborazione avuta in questi 4 anni, i suoi colleghi, le forze dell'ordine tutte, in particolare il prefetto di Agrigento. L'esperienza di Agrigento lo ha particolarmente arricchito per le tante operazioni svolte nei variati campi, dall'immigrazione alla lotta all'evasione, all'aggressione dei patrimoni mafiosi, al recupero di somme indebitamente incassate nel campo dei contributi pubblici. Prende il suo posto il colonnello Fabio Sava. Sono stati 4 anni e mezzo molto impegnativi, che hanno impegnato il corpo sotto molteplici aspetti, a partire dal fenomeno dell'immigrazione, con tutte le tragedie che ci sono state nel Canale di Sicilia, all'impegno dei reparti della Guardia di Finanza, unitamente a supporto di tutte le forze di polizia per la gestione delle migliaia di migranti che in questi anni sono giunti sulle nostre coste. È stato impegnativo sotto il profilo della polizia giudiziaria, del contrasto alla criminalità economico-finanziaria, alla costituzione dei capitali illeciti. Ci sono stati servizi importanti per quanto riguarda la tutela delle uscite, a contrasto delle indebite percezioni di somme statali o comunitarie, sia per servizi frodi qualitativamente e quantitativamente importanti, ma anche per fenomeni di malcostume, se vogliamo, o di indebita percezione anche di somme minime, ma che, poste in essere da una grande quantità di concittadini, arrivavano alla fine ad avere una dimensione sensibile per l'erario. E poi c'è stato il contrasto all'evasione fiscale, che ha impegnato i reparti in quello che è stato il tentativo di riportare a tassazione somme da parte di contribuenti che avevano disatteso le norme che si rifanno alla capacità contributiva, all'obbligo di corrispondere le somme dovute all'erario. Parto con il dispiacere di lasciare collaboratori validissimi e che si sono impegnati in questi anni per cercare di svolgere il lavoro nel migliore dei modi. Auguro a loro i migliori successi e la migliore prosecuzione dell'attività.